Euroregione News. Codroipo Villa Manin. Uno sguardo sul domani, opinioni a confronto sul futuro del Friuli Venezia Giulia. Organizzato dall'Associazione Culturale Valori e Identità con Alberto Locatelli in veste di moderatore, un'occasione per sentire insieme le opinioni di diverse autorità, come il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, di Gorizia Rodolfo Ziberna, di Pordenone Alessandro Cirianni, di Spilimbergo Enrico Sarcinelli, con il docente universitario al MEB di Trieste Stefano Pilotto e il consigliere regionale Mauro Di Bert. L'ospite d'onore al centro della cattedra è il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, onorevole Guido Crosetto, che ha voluto coinvolgere anche il senatore Luca Ciriani. Questa è una serata organizzata dalla nostra associazione culturale che vuole fare il punto sul futuro del Friuli Venezia Giulia, che è chiamato a sfide importanti, non solo la riforma della sanità degli enti locali, ma anche la concorrenza storica con Slovenia e Austria e anche il problema che probabilmente avremo con il Veneto, che legittimamente chiede nuove forme di autonomia. Sullo sfondo è il futuro del centrodestra. Noi lavoriamo per una seconda gamba nazionale, conservatrice e sovranista che vogliamo costruire a partire da Fratelli d'Italia, ma ragionando insieme agli amici che provengono da altre esperienze di centrodestra. Le nostre porte sono aperte, oggi è un'occasione per fare un ragionamento libero tra persone di centrodestra. Siamo qua stasera per parlare del futuro di questa bellissima terra, Friuli, ma siamo anche qua per parlare del futuro dell'Italia, perché questa regione fa parte dell'Italia e quindi gli ultimi decisioni del governo ci stanno preoccupando, ci sta preoccupando la situazione economica e vorremmo confrontarci con quelle che a nostro avviso potrebbero essere le ricette per il futuro e per spiegare quello che sta succedendo in questo momento nel Paese. Per cui una riflessione senza bandiere politiche fatta da persone che amano il loro Paese. Il fatto che abbiamo messo dei ragazzini, dei bambini a guidare un Caterpillar. Prima facevano solo brum brum, adesso l'hanno messo in moto e stanno facendo dei danni senza rendersi conto di quello che fanno. E purtroppo i danni all'economia o i danni di alcuni interventi legislativi sono danni che potrebbero essere non più correggibili in futuro. Fare politica significa avere speranza di poter cambiare in meglio il futuro. Se uno non avesse quella speranza non farebbe politica. Un'occasione importante per confrontarsi con altri amministratori, in particolare con i sindaci, con il mondo universitario sul futuro del Friuli Venezia Giulia. Parlare di specialità, di autonomie territoriali, di architettura istituzionale è fondamentale, perché o queste riforme nascono al basso o rischiano di creare dei Frankenstein. Su tutto poi una domanda fondamentale: dove stanno nel centrodestra? Come realizzare un nuovo polo che possa in qualche maniera essere un interlocutore affidabile per la Lega, per staccare la spina ad un governo Lega 5 Stelle che risulta assolutamente inaffidabile. Quindi credo che questo sia un punto di partenza per altri incontri con altri amministratori e con altri soggetti di questo territorio, perché una serata così ha la necessità di avere un proseguo in modo tale da avere poi uno sbocco concreto. La speranza è che nasca un nuovo soggetto, una seconda gamba del centrodestra che vada oltre il berlusconismo e che possa coagulare le energie che oggi si riconoscono in Forza Italia e in Fratelli d'Italia. È bella per tante ragioni la serata, innanzitutto perché c'è un tuffo tra tante persone, tra tanti amici, e davvero raccogliere 250 persone o anche più una serata infrasettimanale alle 8 significa che tutta questa gente qui non ha mangiato. Io lo riconosco, ho mangiato un tramezzino, ma che non si sappia. Però al di là di tutto questo, ma sono 250 persone che non sono venute per farsi gli auguri, cioè la cena che magari si fa a fine anno. 250 persone sono venute per riflettere di politica, ma politica sia, cioè cosa si fa in ambito regionale, perciò delle proposte, ascoltare se ci sono indirizzi, criticità, soluzioni che si possono prefigurare, ma anche perciò cosa si fa, come si fa e chi lo fa. Cioè siamo riusciti davvero con questi interventi a delineare dal cosa si fa, con Crosetto con dei riferimenti di politica nazionale che non potevano ovviamente mancare, sino a quelli più particolari, più locali, perché ripeto, politica è dal problema del cittadino sino al problema della grande comunità necessariamente. Ma attraverso poi anche un intervento interessante, stimolante, sia da parte di Ciriani che da parte di Crosetto stesso, ad esempio su soggetti del centrodestra che si possono candidare a governare un cambiamento che tutti diamo per scontato, nel senso che chiunque di noi, ma io penso andiamo oltre al centrodestra, pensiamo al cittadino comune,
e salvo il vero e proprio partigiano di questo governo, si rende conto che questo governo sta attaccato con lo scotch. Non è possibile che due persone che la pensano diametralmente opposto, ecco, una persona che vuole andare a fare montagna, uno che vuole andare a fare il mare, in questo caso non si fa una settimana mare, una settimana montagna, non si fa né uno né l'altro. In questo momento noi abbiamo davvero due persone che la pensano esattamente, cioè due persone giuridiche, ecco, due partiti che la pensano in modo diametralmente opposto. Ecco, io credo, la riflessione che avevo fatto anche prima, il centrodestra ovunque si è presentato ha vinto perché si è presentato con la stessa faccia, si è presentato con una medesima genetica, con una medesima proposta, un medesimo modo di sentire, e il cittadino lo percepisce, sa che cos'è perciò qual è la proposta che nasce da un cuore e la proposta che nasce dal portafoglio. Noi affermiamo la priorità del cuore sul portafoglio. Splendida serata qui a Villa Manin, effettivamente attraverso il confronto con gli altri relatori e con una platea assolutamente di livello abbiamo affrontato temi importanti riguardanti un centrodestra che ha sicuramente bisogno di riflettere sul proprio presente e sul proprio futuro. Esperienze riguardanti attività a più livelli, attività dei noi amministratori locali, fino alle collaborazioni con l'amministrazione regionale e uno sguardo rivolto verso l'Europa, non solo e non tanto in vista delle prossime elezioni, ma in vista di rapporti che devono portare sempre e comunque al benessere delle nostre comunità. Una serata importantissima dal punto di vista politico, perché è stata una delle serate che ricordo io negli ultimi anni più densa di contenuti, di valori e di idealità che contribuiscono a dare linfa a un centrodestra che ha bisogno della stessa per essere rinvigorito. Mettere assieme le persone di questa sera non è stata cosa semplice. Ringrazio chi assieme a me è riuscito a collaborare per far sì che la serata si svolgesse nel migliore dei modi e avesse soprattutto un ritorno in termini consensuali così ampio. Ritengo questa altresì un punto di partenza per ulteriori iniziative che da ora in poi dovranno svilupparsi nei relativi territori di competenza. Assieme al amico sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, abbiamo già impostato una serie di iniziative sui rispettivi territori proprio per ripetere quello che deve essere adesso considerato un punto di partenza e non di arrivo, ovvero sia andare ad ascoltare le persone sui temi che abbiamo esposto in questa bella serata. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.